Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. 3 uomini di nazionalità nigeriana, dopo una serie di controlli nel quartiere Piave a Mestre, sono stati arrestati mercoledì con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza pubblica ufficiale. In particolare, 2 di loro sono stati visti ingoiare alcuni involucri, al che sono stati portati all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove gli esami hanno confermato per uno la presenza di una quarantina di ovuli, mentre per l'altro di addirittura una novantina, che sarebbero poi risultati contenere eroina e cocaina. Alla fine dell'udienza di convalida, entrambi sono stati portati in carcere. Il terzo invece ha opposto resistenza al controllo dei militari e dopo l'arresto è stato sottoposto all'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Ancora cronaca. Nella mattinata di oggi, venerdì 29 settembre, 2 attivisti di Extinction Rebellion sono saliti con una scala sul balcone di Palazzo Grandi Stazioni, sede della Regione Veneto, nei pressi della stazione di Santa Lucia a Venezia. Dopodiché hanno fissato sopra l'ingresso uno striscione che recita «Piano siccità, temo la regione anche quando porta doni». Poi si sono legati al balcone da dove hanno pronunciato un discorso ai cittadini. Come Cassandra nel mito della distruzione di Troia, la scienza è inascoltata. Come il veggente Laocoonte mettiamo in guardia i cittadini. Nel sottostante piazzale invece è stato montato un cavallo di Troia in cartapesta. Cambiamo argomento. La Giunta Comunale di Venezia ha licenziato la proposta di delibera di Consiglio Comunale riguardante la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione a raso della strada statale 14 della Venezia Giulia in località Montiron. Si tratta di un'intersezione che è stata teatro negli anni di moltissimi incidenti e che l'amministrazione Brugnaro segue fin dall'insediamento, spiega l'assessore alla mobilità Renato Boraso. L'opera è in carico ad ANAS, che metterà in sicurezza quell'incrocio, ed è importante, sottolinea Boraso, non solo per il Comune di Venezia, ma anche per Quarto d'Altino, perché il nodo del Montiron serve anche il museo archeologico. Lo scopo dei lavori, dunque, è quello di incrementare la sicurezza, di decongestionare gli elevati flussi di traffico e di ridurre al contempo l'inquinamento acustico e gassoso. E voltiamo pagina. Le spezie è tutto campo, un modo per amarle, apprezzarle e soprattutto conoscerle. Dopo l'edizione veneziana, la manifestazione Millumino di Spezie approda a Jesolo in piazza Mazzini sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. Millumino di Spezie appunto è il titolo dell'appuntamento targato Veneto a tavola, dove si potrà esplorare l'uso delle spezie nella gastronomia, nella liquoristica, nella mixologia e nel benessere. Si potrà assistere ad una gara di mangiatori di peperoncino con fuoriclasse di fama europea, condotta da Jack Pepper Group, che coinciderà con la seconda tappa del campionato italiano 2023-2024. L'obiettivo è quello di avvicinare un vasto pubblico alla conoscenza e all'uso degli aromi esotici, visto il fondamentale ruolo che la Serenissima esercitò in questo vivace e redditizio commercio, diventando monopolista indiscussa in tutta Europa. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.